Il comitato scientifico della città di Sora, nelle persone del dottor Gravaldi Pontone e della dottoressa Natale, ha organizzato nella settimana mondiale dedicata al tema il convegno intitolato Autismo e DSA tra miti e realtà. Un'occasione importante per riflettere su uno dei disturbi che negli ultimi anni ha registrato un forte aumento sia negli Stati Uniti che in Europa e che per questo mette in campo azioni di prevenzione e sollecita la ricerca ad ottenere nuovi sviluppi in materia. Sono soddisfatto anche della risposta, degli istituti scolastici e delle famiglie, proprio perché probabilmente la gente percepisce che questo problema dello spettro autistico e dei DSA, disturbi specifici di apprendimento, è un problema reale che sta incidendo molto sui nostri bambini, sulla formazione dei nostri bambini. Abbiamo quindi voluto dare dei segnali, degli insegnamenti per quanto riguarda una diagnosi precoce di queste situazioni, in modo da prendere in carico il bambino più velocemente possibile e quindi avere la possibilità di recupero delle capacità che probabilmente il bambino altrimenti poteva perdere completamente. È un problema che interessa soprattutto noi pediatri di famiglia, ma interessa un po' tutte le istituzioni, partendo dalla scuola e dal comune stesso, che si deve far carico di questo tipo di problematiche e di dare delle risposte alle famiglie e ai genitori. E questo è il senso della collaborazione, della cooperazione, perché se si dice che per un bambino, per crescere un bambino, dice un proverbio africano, ci vuole un villaggio, per un bambino che ha delle difficoltà ci vuole una comunità intera, ci vuole tanto impegno e tanto amore. Questa giornata è stata voluta anche dalla cooperativa Progetto Salute ed è uno dei tanti progetti che ha la cooperativa, quello di trasmettere delle informazioni scientifiche precise, accurate, in modo tale che proprio gli insegnanti e i genitori non siano frastornati da informazioni non precise, non corrette, perché quando si hanno dei problemi si cade già da soli nella confusione e quindi noi pediatri vogliamo essere un punto di riferimento con affetto, con amore, perché siamo pediatri di famiglia. Abbiamo avuto un ottimo riscontro, forse anche inaspettato, dalle scuole e come sempre forse ci saremmo aspettati qualche genitore in più proprio perché ci siamo messi a completa disposizione, però ci sono ancora degli scogli da superare e quindi anche delle parti soprattutto emotive dove queste cose non le possono far superare tranquillamente. E speriamo che il nostro messaggio di sensibilizzazione sia arrivato e speriamo anche di farne altri, ma come sempre restiamo a completa disposizione, sia noi come equip ma anche il dottor Pontone, per poi soprattutto quelle famiglie che oggi non sono potute essere qui ma che casomai volessero delle informazioni più approfondite. Il dibattito è stato anche l'occasione per approfondire la conoscenza sul tema e andare ad indagare insieme con gli esperti e le persone direttamente coinvolte, dagli insegnanti ai medici ai genitori, gli aspetti salienti del disturbo del neurosviluppo. La soluzione è sicuramente quella di incominciare a fare rete fra tutte le istituzioni coinvolte e che orbitano intorno al bambino con autismo. L'obiettivo è cercare di fare una rete tra pediatri di famiglia, insegnante e neuropsichiatri e psicologi, in modo da creare un'equipe territoriale a supporto di questo tipo di situazione, anche per cercare di affrontare insieme alla famiglia questo tipo di problematica.